Ma prima di cominciare a raccontarvi che faccio, volevo farvi una domanda. Quanto di voi usano i social media? Immagino molti, se non tutti. Sapete perché è importante? Perché gli scienziati utilizzano questa informazione per prevedere il vostro comportamento. Nel 2017, durante la campagna presidenziale francese, a una settimana di distanza dal secondo turno elettorale, abbiamo previsto il risultato delle elezioni. A fine di aprile è stato possibile capire che Marine Le Pen avrebbe preso il 35% dei voti. Una settimana più tardi ha preso il 34% dei voti. Ma perché è possibile fare questo? Cerchiamo di capire. Le parole hanno un potere nascosto, vale a dire che hanno il potere di cambiare il senso, il potere di veicolare un altro significato. Proviamo a capire che cosa significa. Quando noi parliamo, ciò che diciamo, chiaramente il contenuto di ciò che diciamo è il prodotto del nostro pensiero, del nostro ragionamento. Ma c'è una parte di ciò che diciamo, vale a dire come scegliamo le parole e come le mettiamo insieme, che dipende dal pensiero inconscio. E questo era stato già intuito da Freud più di un secolo fa. Ma allora, che cosa significa questo? Qual è il potere delle parole? Proviamo a immaginare le parole in funzione di come noi le scegliamo e le mettiamo insieme, veicolano dei significati diversi. Facciamo un esempio. Usiamo per esempio la parola bomba. Bomba ha un'accezione negativa normalmente. La bomba è esplosa in metropolitana. È una tragedia. Ma proviamo a prendere la stessa parola e trasferirla da un'altra parte, unirla ad altre parole. Quell'attore è una bomba sexy. Beh, insomma, sarete d'accordo con me che da questo punto di vista l'accezione della stessa parola è positiva. Ma perché questo è importante? Perché molti di noi e sempre più persone costituiscono account sui social media, cercano informazioni ma anche le condividono, esprimono opinioni, sentimenti, condividono le loro esperienze online e tutte queste informazioni vengono archiviate all'interno di banche dati. Noi continuamente produciamo questi dati e quindi gli scienziati si sono posti il problema: ma tutte queste informazioni, come facciamo a estrarre da questi dati delle informazioni che ci possono essere utili? Chiaramente, come diceva Einstein, non c'è niente di più pratico di una buona teoria. E allora proviamo a capire come funziona. Noi sappiamo che il nostro pensiero è ciò che poi organizza e determina i nostri comportamenti, il modo con cui parliamo, ma anche ciò che sentiamo. Facciamo un esempio. Immaginiamo che adesso dalla porta entri un uomo con un passamontagna e armato con il fucile spuntato, spianato contro tutti di noi. Ok? E proviamo a immaginare che cosa succede nella mia mente. Lo guardo e la prima cosa che fa il mio cervello è riconoscere il pericolo, prima ancora di capire di che pericolo si tratta. Successivamente la ragione mi dice di che pericolo si tratta, probabilmente provo un'intensa emozione, cioè provo paura, attivo una comunicazione, grido e poi magari metto in atto un comportamento, scappo. Questo riguarda me. Ma voi che cosa fareste voi? Probabilmente fareste la stessa cosa. Questo è il problema, questo è il punto. Una parte del nostro pensiero è unico e irripetibile, come ognuno di noi. Ma una parte del nostro pensiero è sociale, è condiviso, è ciò che ci permette di comunicare tra di noi. Di conseguenza l'idea è stata: ma se è sociale ed è condiviso, e se il modo con cui noi scegliamo le parole e le mettiamo insieme ci dice come pensiamo, possiamo studiare la comunicazione per capire come pensiamo e di conseguenza è possibile prevedere il nostro comportamento. Proviamo ad andare un pochino più in là. Se questa cosa è possibile, è stato necessario per farlo, per attuarlo, intanto fare una serie di passaggi. Il primo passaggio è stato quello di matematizzare l'inconscio. Che vuol dire? Provare a rappresentare il funzionamento inconscio attraverso l'insiemistica matematica. Ma non è bastato. Abbiamo dovuto utilizzare delle procedure statistiche per simulare statisticamente il funzionamento che dal pensiero genera la comunicazione. E allora così abbiamo costruito un metodo di profilazione socioculturale, l'emotional text mining, che a partire dalla comunicazione ci consente di capire come le persone pensano e quindi di comprendere che cosa faranno o di prevedere il loro comportamento, come nel caso delle elezioni. Come potete ben immaginare, questo tipo di metodologia ha tutta una serie di implicazioni.
d'accordo? Intanto può essere utilizzato su diverse forme di comunicazione, ad esempio quelle dei social, ma non soltanto, anche quelle dei media o anche di quelle delle persone quando vengono intervistate. Come Peter Ogilvy diceva, un grande pubblicitario della prima metà del Novecento, le persone non sanno ciò che sentono, non dicono cosa pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono. Ma se noi osserviamo che parole scelgono e come le mettono insieme, possiamo capire molto di più. Possiamo comprendere quegli aspetti culturali che, come abbiamo detto fino adesso, sono molto importanti sulla nostra vita e sulla possibilità, per esempio, di offrire pari opportunità. Infatti questa metodologia la prima volta è stata utilizzata per comprendere come l'Italia e la Francia avevano organizzato e promosso una serie di leggi e capire come la cultura di questi due paesi si era evoluta per, diciamo, facilitare l'inclusione delle persone disabili. La volete una bella notizia? Siamo uno dei paesi più avanzati. È una cosa straordinaria, possiamo essere contenti di noi stessi. Ovviamente questa metodologia ha diverse applicazioni, l'abbiamo utilizzata nel marketing per trovare nuove nicchie di mercato. L'abbiamo utilizzata a livello organizzativo per individuare le persone capaci di proporre innovazione, perché ovviamente è una tecnica di profilazione. Come potete facilmente immaginare, ci sono delle questioni etiche legate a qualsiasi forma, qualsiasi metodo noi utilizziamo. E su queste tornerò successivamente. Abbiamo utilizzato per esempio questo tipo di metodologia nell'ambito della salute pubblica, per esempio per capire perché le persone sceglievano di vaccinarsi o meno. Noi sappiamo che le campagne vaccinali sono importanti e funzionano solo se aderiamo tutti quanti. Capire perché le persone non vogliono vaccinarsi è importante e soprattutto chi si occupa di comunicazione sa che se vogliamo essere efficaci nel comunicare con gli altri è importante utilizzare il potere occulto delle parole, vale a dire utilizzare lo stesso sistema di valori che ha il mio interlocutore, cioè il ricevente del messaggio. Perché sapete che succede se non sto in linea con quello che lui pensa? Lui fa due operazioni. La prima, capisce un'altra cosa, ma se non gli riesce ne fa un'altra, se la scorda e quindi rende assolutamente inefficace questa comunicazione. L'abbiamo usata quindi per i vaccini, l'abbiamo usata per la donazione degli organi. Lo sapete che noi abbiamo soltanto 28 donatori per milione a fronte della Spagna che ne ha 48? Ci siamo chiesti come mai in Italia avevamo un numero così ridotto di persone che sceglievano di donare. Penso che ci sono delle applicazioni molto molto importanti di questo tipo di metodologia e chiaramente l'uso che ne facciamo dipende da noi. Quindi forse il messaggio che mi sento di lasciarvi è un messaggio abbastanza semplice. Bisogna essere consapevoli che quando pubblichiamo qualche cosa, questa cosa è pubblica, cioè la vedono tutti. E che siccome quando noi comunichiamo controlliamo solo una parte della comunicazione, dobbiamo essere consapevoli che quando parliamo agli altri parliamo spesso di noi. Grazie.